la empanada di Maradona, l'empanada con la genovese dentro. Farina media, acqua, pizzico di aceto, strutto fuso e un po' di sale. Farina, il sale lo mettiamo all'interno, l'aceto lo uniamo all'acqua e mettiamo prima lo strutto e via tutta l'acqua. Impastiamo, lasciamo riposare al fresco per circa un'oretta. Andiamo a stendere. Diamo un po' di nervo alla pasta, 1,5 mm, 2, ma non di più. Sfoglia pronta, si è rilassata, coppiamo. Lasciamole riposare in frigorifero coperte e nel mentre ci prepariamo il ripieno. Cipolla immancabile, fesa, un po' di fondo di vitello, cacao, sale, olio, parmigiano, un po' di pepe e basilico. 3 parti di cipolla, 1 parte di carne. Ci tagliamo la carne a dadolini piccoli, tocca alla cipolla, una bella dadolata, sottile. Partiamo con un po' di olio, cominciamo a rosolare la cipolla. Aiutiamo a far perdere la cipolla il liquido con un pizzico di sale. In tutto una ventina di minuti in padella caramellata, adesso bagniamo con un po' di vino bianco. Asciugare un'altra volta e poi è il turno della carne. Però la carne deve essere appena scottata. Mettiamo un po' di pepe, un pizzico di cacao. Perché mettere un po' di cacao nel ripieno? È un omaggio alla mia terra perché esiste una versione dolce che si fa a Modica, si chiamano impanatichi. Facciamo freddare. Il fondo l'ho chiesto al mio sous chef, quasi mi sparava. Un bel po' di parmigiano stagionato, ultimo gesto, un po' di basilico. Cerchiamo di farle quanto più tradizionali possibile. Io ne ho provate diverse, ma mi sto trovando molto bene con questa, che è a metà strada tra qualcosa di orientale e di sudamericano. Olio 170-180, non di più, andiamo in frittura. Frittura pronta, croccante. Per fare queste ci vuole proprio la mano de Dios. Fate i bravi.